Oltre che un convegno è un punto di partenza. È ormai 3 anni che stiamo lavorando con il Corecom del Veneto, con l'Università di Studi di Padova, con la Polizia Postale, ad uno sportello che possa essere utile agli studenti, ai giovani, alle famiglie, anche agli insegnanti, dove rivolgersi nel caso qualcuno diventi vittima di questi purtroppo imbroglioni che ci sono in giro, specialmente in internet, nella rete, nei social. Quindi un punto e un luogo d'ascolto e un punto da dove chi è soggetto appunto a queste attenzioni sgradite possa rivolgersi e possa avere indicazioni di come contrastare, come denunciare, come eventualmente anche appunto riuscire a individuare chi usa la rete, chi usa i social per fare del male agli altri. Quindi uno strumento che come Regione metteremo a disposizione di giovani, studenti e famiglie. Il Corecom è uno strumento operativo che prende le mosse dalle iniziative e dagli indirizzi del Consiglio regionale e in questo momento su un tema così importante come la web reputation sta svolgendo un ruolo prezioso e direi strategico per la garanzia e la sicurezza di chi utilizza questi strumenti, ma soprattutto anche per dare valore e potenzialità positiva a questi strumenti. La possibilità di avere uno sportello a cui rivolgersi per denunciare eventuali anomalie, abusi e mancanza di rispetto delle regole diventa uno strumento necessario e aperto appunto alla popolazione giovanile, agli studenti in generale, alla popolazione giovanile, e oggi questa presentazione offre questa opportunità al territorio del Veneto, sperando che questa esperienza possa diventare anche patrimonio delle altre regioni e a livello appunto nazionale. Siamo protagonisti, direi anche anticipatori di questa esperienza e vorremmo che fosse divulgata anche in tutto il territorio. Il Corecom Veneto ha avuto questa intuizione di lavorare sui giovani, ma su tutti i propri residenti e concittadini veneti. Devo ringraziare anche l'ufficio di presidenza della Regione, nella persona del Roberto Ciambetti, che ha creduto subito in questo progetto, e anche tutta la struttura operativa del Corecom, perché non è facile organizzare anche uno sportello Help Reputation dalla fine dell'anno, inizi dell'anno prossimo, operativo a tutela proprio della reputazione e dell'immagine sia dei minori sia dei maggiorenni, e quindi diciamo è un risultato molto importante per tutta la Regione.